Buongiorno, siamo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, nel comune di Cimolais ed in particolare lungo questo percorso che si inoltra nella Val Cimoliana in direzione del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Innanzi a noi abbiamo un capitello segnavia che è nato lungo questa strada che dal paese di Cimolais, che si trova alle nostre spalle, conduce ai pascoli di montagna. Un capitello molto semplice, dedicato alla Santa Trinità e a Sant'Antonio Abate, che è appunto protettore degli armenti, come ricorda la lapide posta al di sopra del portale. Il capitello è semplice, ha una struttura a capanna. Sulla facciata notiamo due panchine. Al lato del portone notiamo una nicchia che originariamente conteneva la cassetta per le offerte. Il portale d'ingresso, la lapide con l'anno di costruzione 1922. L'ingresso è chiuso, preceduto da una cancellata. Per quanto possibile possiamo osservare l'interno, che è molto interessante. Innanzitutto molto ben curato, manutenzionato. La struttura è semplice, a pianta rettangolare con due finestre laterali. Sulla parete di fondo un altare in pietra con crocifisso e un'immagine rappresentativa della risurrezione. Ai due lati le immagini mariane. Nell'angolo sinistro la statua di Sant'Antonio di Padova. Nell'angolo destro la statua di Sant'Antonio Abate con il porcellino, protettore degli armenti, proprio per la posizione particolare di questo capitello in direzione dei pascoli. Notiamo che è molto curato, in basso ci sono immagini, fiori, candele. Difficile da fotografare per la presenza dell'inferriata ed è solo alle mie spalle. Valutiamo l'immersione nel paesaggio, in questa valle circondata da alte montagne. Vediamo in alto le cime rocciose e su questo lato la montagna boscosa, che in questa bellissima giornata d'autunno evidenzia tutti i suoi colori. Questa è la facciata laterale del capitello, semplice, con una finestra. E questa è la strada che conduce all'Alta Val Cimoliana.